volevo chiedere, si è fatto un'idea, visto che le regionali la sinistra le ha clamorosamente perse e sappiamo che Casa Pound si candiderà a un suo candidato per le comunali, che idea si è fatto della situazione politica sarda? Ma la situazione politica sarda rispecchia un po' la situazione politica nazionale, perché poi di fatto è così microcosmo, macrocosmo, cioè c'è sempre una classe politica sempre meno adatta, sempre più intesa ad avere posti di governo, posti di potere, così, però non c'è più l'interesse, non c'è più il rapporto diretto con il popolo. Io vedo questa terra bellissima che viene mortificata di continuo, dove chiudono fabbriche, dove non c'è più lavoro, non c'è più un rapporto tra popolo e politica, cioè, vedo che chiudono gli ospedali, vedo che chiudono le fabbriche, vedo che stiamo tornando agli inizi del secolo scorso, cioè prima del fascismo addirittura, cioè, quindi vedo soltanto un'involuzione che però è un'involuzione a livello nazionale che riguarda tutti quanti e di questo siamo preoccupati ovviamente.